Rubrica dell'agricoltore agricolo Jones. Benvenuti amici e soprattutto Boiono! In culo e foglie. Dai, Etalo, ma subito bisogna farci riconoscere dagli amici a casa. Eravamo stati buoni tutte queste settimane con il linguaggio. Ti è incantato? Vuoi una botta qua dietro? Era la puntina che era nata. Metti via e gira dischi, Italo, dai. Allora, praticamente, quale rubrica siamo arrivati a leggere? Questa qua. Allora, caro agricoltore ridicolo. Ma l'abbiamo già fatta questa? No! Oh, avevo il dubbio. Gnanca non si presenta. Questo abbiamo subito una persona maleducata. Non stiamo neanche. Sì. Però abbiamo scelto questo caso perché può essere utile a tanta gente che ci segue a casa. Purtroppo anche a lui che è maleducato. Devo comprare una Sinca 1001 di occasione. Però ottima scelta. Bella macchinetta. 680.000 chilometri. Però trovano bello. Praticamente appena metti via il telefono. No, mettimi in culo. Dai, Italo, stai buono. Allora, modello lusso, nel senso... Questo qui qua vernise e anche i manigli. Ah, ok, pensavo lusso nel senso del pesce. No. Ma non ho capito perché al posto del tiratore e frizione, hai i pedali nella grassiera a scatto fisso. Anche con tutto tanto di carta rinfragnente. Però. Secondo te, caro agricoltore ridicolo, ancora avanti, guarda che lei... Come c'è pane in cuiava? Podría essere perché se te verdi del cofano e dentro te vedi su una caina e un pignon. Può Un darsi. sospetto podría Anche sorgerti un sospetto. Comunque, vediamo qua una soluzione. Nel senso, E ora, dose robe. ora, mettiamo caso che lui verge il cofano e trova sta roba. Cosa deve fare? Dose robe. O va in demolizione e prova a trovarsi un motore che non so di un BTS, di un Ciao, di quello che vuoi e che lo cassa su. O se no, meglio ancora, chiama il concessionario del Carogna. Oh, famosissimo. Che si rivana un bel stock dei miei 3 Fiat. Oh là. E con quello sono sicuro che va anche in Pertegana. Anche in Pertegana. Ciò. Bene. Quindi, caro ascoltatore omonimo e anche tutti quelli che hanno questo problema, segnate perché fin adesso so che il cicchio è il mio 3, è vero? E se devo fare straie e pertegane. Le gappintiai tutte. Esattamente, quindi datevi da fare perché tutte spose ormai vogliono solo il cicchio. E il mio 3. Esatto, perché è il mio 3. E vai drio a macchina l'uomo, drio l'uomo a macchina. E ora, esatto, drio l'uomo il maio. E allora ragazzi, noi invece abbiamo dimenticato di salutare il nostro sponsor, che se non lo salutiamo dopo in età e fondi non sappiamo Mi neanche. fa un buso il culo così. Esatto, allora abbiamo acqua urinata, bevi una giossa, pissi una... Bossa. Bevi una bossa, pissi una... Fossa. Bevi una fossa. Dove fatti un mettere in culo. E avanti, oh ma... Tempo di. Secondo me questa rubrica sarà piena di bip perché non si può... Metti via il telefono! Aspetta che Allora- c'hanno il tizio che pensa io. No, però a sentire se abbiamo mie 3 di occasione. Allora invece, cosa che non abbiamo mai fatto, salutiamo i ragazzi che stanno facendo la conduzione della trasmissione in studio. Il cucan. Salutiamo Lele, ma soprattutto a Cesca! Saluta Cesca. Cosa fai? Sì, tiro te sai cosa che c'è sta roba. Ma cos'è? Tutti i gesti che ti puoi fare con la mano? Con questi do quattro si sa. Vabbè, so sa. Questo tu So sai, sa. ma questo sai cosa che vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa significa che può farlo? Cosa vuol dire così? Questo qua vuol dire. Va bene. Lo Se vedi- capivo. mi sapevo un'altra roba, però anche questo dipende forse dalle zone geografiche. Bene ragazzi, allora alla prossima puntata ci vediamo con un caso molto, ma più che altro modo. E non sbaglia mai! Rubrica dell'agricoltore agricolo John.